Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori e ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio sulle frequenze di Radio Colbe. Ben ritrovata Manola. Ciao Roberto. Ecco, abbiamo una ospite che adesso andremo a presentare in questa puntata e la ringraziamo subito anche perché dovevamo presentare un evento che si doveva tenere questo fine settimana, invece è stato annullato, quindi abbiamo cambiato il programma e quindi abbiamo un'altra ospite, certo. E che andiamo subito a presentare, che tu conosci bene. Ma molto bene. Abbiamo l'onore di avere qui con noi il presidente della sezione CAI di Rovigo, Lidia Fabbri. Benvenuta Livia. Buonasera a tutti. Ciao Lidia. Ciao. Abbiamo colto l'occasione che in questi giorni, il CAI di Rovigo, la sezione si sa è ricchissima di eventi e proprio tra pochissimo, e adesso Lidia ci racconterà, ci sarà un evento ed è una mostra, ma non dico altro, anzi saranno 2 mostre, ma non diciamo altro. Allora, tantissime iniziative della sezione appunto CAI di Rovigo. Tra l'altro Lidia, tra veramente pochissimi, forse un paio di mesi fa abbiamo fatto il cambio di sezione, per cui ci siamo spostati anche dalla nostra storica sezione in via Donatoni, siamo oggi in via Giordano Bruno 15. Però abbiamo questo bellissimo evento plurimo, infatti prima dicevo non c'è una mostra ma ce ne sono 2, ma eccetera eccetera, che si svolgerà tra l'8 e il 13 maggio e sarà al centro commerciale La Fattoria. Di che cosa si tratta? Allora, grazie dell'invito, fa molto piacere parlarvi di tutte le cose che bollono in pentola nella nostra sezione. E niente, a maggio dall'8 al 13 si terrà appunto su invito del direttore della fattoria Marco Cavallaro, che tra l'altro è il nostro socio. È vero. E che ci ha chiesto se potevamo appunto preparare qualcosa all'interno della fattoria. Questa è la prima iniziativa che abbiamo? No, abbiamo fatto altri eventi, altre cose negli anni passati. E quest'anno appunto abbiamo colto questo invito e quindi abbiamo pensato a delle cose che potessero essere facilmente spendibili, diciamo così. Si tratta di 2 mostre, allora una che praticamente ricorda un po' quello che è successo 4 anni fa, nel 2018 a fine ottobre, che è Vaia. Certo. Che è stata questa calamità naturale che ha colpito le montagne venete e non solo. E questa allora ci siamo un po', c'è questa mostra fotografica in cui si sono creati dei parallelismi tra quello che è successo in questo evento, insomma un particolare catastrofico, ma che è stata in qualche modo anche paragonata a quello che la gente ha visto quando praticamente è finita la prima guerra mondiale. Sì. E quindi c'è la distruzione che ha creato l'uomo, e in questo giro invece è stata la natura, però direttamente, sì. Esatto, creata comunque in qualche modo. Il disastro modo c'è stato in un modo o nell'altro. Esatto, e quindi questa mostra fotografica ha creato questa sorta di parallelismo fra questi 2 eventi catastrofici. A distanza di questo periodo comunque ancora si vedono le ferite sui nostri pendii, sulle nostre montagne. E non so, effettivamente quando passi con la macchina eccetera, vedere questi stipendi che non li riconosci più, queste valli che non sono più riconoscibili come una volta, coperte di verde eccetera, adesso sono sguarnite, esatto, e ti mette veramente, diventa straniante. Sì. In più, tra l'altro, adesso grosso problema che sta prendendo abbastanza piede e vigore
quella della presenza del bostrico, che è un piccolo coleottero che si trova sotto la corteccia degli abeti rossi, generalmente cioè lui è lì, per natura è lì. Però purtroppo questo praticamente scava sotto la corteccia e impedisce alla linfa di portare alimenti agli alberi. Certamente in questa situazione in cui gli alberi sono particolarmente fragili, colpisce, cioè quindi c'è un sovrappopolamento di questo insetto che sta mettendo, cioè se vai ha distrutto molto, adesso il bostrico sta facendo il resto. Quindi purtroppo abbiamo anche questo problema da risolvere che servirà non è un problema tempo. da poco. Servirà, però ci sono anche con gli anni, da quando è successo questo evento, si è creato anche vari pensieri in merito a quello che è successo in questa situazione. E infatti alcuni anche hanno detto che magari non è proprio negativo questa cosa, che magari il fatto che quello che è stato costruito in 100 anni dall'uomo, perché è stato l'uomo a piantare questi alberi, che adesso sono andati distrutti, magari sia un'evoluzione del territorio che forse non è proprio male, perché adesso la natura reagirà all'evento, a questa compensazione di questo danno, diciamo. Quindi ci sono anche queste teorie che stanno anche circolando tra chi si occupa di questo fenomeno, insomma. E poi tra l'altro dobbiamo anche pensare che l'aumento delle temperature climatiche può darsi anche che avvenga ancora fenomeni del genere. Si spera che di non sia stato l'unico caso, però potrebbe anche capitare. Ci dobbiamo preparare perché magari potrebbe anche succedere questa cosa. Altra mostra molto importante che abbiamo in qualche modo pensato di proporre è il ritorno dei grandi carnivori, presenze silenziose. Allora, questa mostra è formata da una serie di pannelli, 19, che sono poi disegnati con degli acquarelli molto accattivanti, molto belli, e praticamente ogni pannello riguarda un animale, diciamo. E si fa una sorta di descrizione di quelle che sono dipinti? Sono dipinti e poi sono anche scritti, cioè da una parte scritta che riguarda, che riguarda proprio l'animale. Perché sono educativi, immagino, no? Esatto, hanno una funzione educativa, hanno una funzione di trasmettere delle informazioni. E qui perché abbiamo pensato a questa mostra? Perché comunque è bello parlare di montagne, di cime, di persone che frequentano la montagna, no? Però questo aspetto, che dal punto di vista proprio naturalistico, a volte non è subito accattivante, non prende molto, e quindi volevamo risaltare questo aspetto che è collegato comunque. Stiamo parlando di abitanti che vivono nella montagna, della loro casa, diciamo. Esatto. Allora, questa tra l'altro questa è una mostra che sta girando, cioè le varie sezioni del CAI la stanno promuovendo e quindi sta girando parecchio. Esatto. Quindi sono artisti a livello nazionale? Non locale. Praticamente questa mostra è stata creata dal gruppo dei grandi carnivori che è all'interno del CAI. Allora, il CAI ha questo gruppo che è recentissimo, perché è nato praticamente il 15 settembre del 2017, che è nato da un'idea spontanea di alcuni soci del CAI, che naturalisti, che hanno pensato di costruire rete fra soci interessati in merito a questa tematica. Un po' come capita all'interno del CAI, no? Che magari uno è appassionato di una cosa e quindi si lega con qualcun altro che lo fa, esatto, eccetera, eccetera. Creando rete su un territorio, perché comunque ci sono animali come il lupo, eccetera, che stanno ritornando a vivere nelle terre alte, e quindi si è creato subito questa situazione un po' di timore, difficoltà, esatto. E quindi questo gruppo comincia,
si propone come una sorta di comunicazione, di divulgazione, e praticamente si parla soprattutto di coesistenza tra l'uomo e predatori selvatici, che questa è una posizione diciamo equilibrata, non solo ideologica. Infatti molti operatori di questo ne sono orgogliosa, perché tra l'altro nel gruppo della nostra sezione ne abbiamo due, che sono Enrico Ghirardi e Luca Zennaro, e loro praticamente impiegano il loro tempo utile costruendo appunto dei recinti su richiesta di allevatori che hanno praticamente il bestiame, gli animali che sarebbero a rischio per questi grandi predatori. Dei predatori vanno a costituire su richiesta, si rivolgono alla regione, la regione appunto passa la parola al gruppo dei grandi carnivori, che questi organizzano, Enrico in maniera particolare organizza delle giornate in cui vanno a montare dei recinti apposta per aiutare gli allevatori a difendersi dai grandi predatori. Ecco, quali sono magari questi grandi predatori, insomma, c'è il lupo, l'orso, l'ince, il ritorno del gatto lince selvatico, ci sono varie tipologie, insomma. Purtroppo però lo devo anche dire, siamo in un momento un po' critico, perché purtroppo questa mostra è stata pensata prima che succedesse questo fatto di questo giovane, questo che brutto è stato evento che naturalmente aggredito dall'orso. Come presidente, come persona amante della montagna, sinceramente non siamo tenuti a dire nulla in merito a questa cosa, se non essere solidale con la famiglia, perché comunque è stata una brutta cosa, però ci dobbiamo in qualche modo fare un passo indietro e non dare notizie solo per effetto pancia, perché magari ci sono delle persone, secondo me, che sono altamente specializzate, sono scienziati, sono zootecnici, sono persone che stanno lavorando a questa cosa, problematica, e quindi è giusto che lasciamo parlare loro e non fare tanti discorsi inutili che comunque non portano solo a problemi così un po' non costruttivi, azzardate, esatto. Sia in un senso che nell'altro magari, no? E poi allora ci saranno queste due mostre in fattoria, che saranno immagino nella parte centrale, quella di fronte all'entrata del supermercato, penso. Sì, dove ci sono le casse praticamente. Okay. E poi ci sarà un televisore con dei video che faremo vedere, che sono un po' raccontano un po' cos'è il CAI, le nostre attività, insomma, non solo sezionali ma anche quelle nazionali. E poi avremo il sabato un momento un po' dedicato ai bambini, perché ci sembrava bello e utile rivolgersi al futuro, al domani, insomma, praticamente, no? A coloro che rappresentano il nostro futuro. Esatto, e quindi ci sarà praticamente un nostro socio che è Dennis Perilli, ma che conosciamo, è venuto con noi, è venuto ospite. Ecco, quindi verrà lui che ci presenterà il libro, che sarà con la Simona Bursi. Esatto. E che ha scritto questo meraviglioso testo, che tra l'altro secondo me non è solo rivolto ai bambini, ma è di facile lettura anche per gli adulti, per avere quella chiave un po' a volte leggera, ma comunque che è fondamentale della montagna, insomma, che riguarda vari aspetti. E poi, sempre quel giorno lì, abbiamo invitato un signore molto particolare, il quale lui abita in Val di Zoldo, e questo mi ha colpito perché per passione fa una sorta di cantastorie. Lui praticamente durante il periodo estivo raduna i bambini nel bosco e racconta delle favole, delle storie, delle leggende legate appunto
appunto alla montagna, e quindi ci faceva bello insomma che in qualche modo, anche se all'interno di un centro commerciale, però mettesse questa bellezza che in fin dei conti narrativa di queste storie insomma legate al bosco, la magia della Ecco, montagna. Lidia, Esatto. ci sono tantissime iniziative. Ricordiamo intanto i giorni della mostra, l'inaugurazione, fin quando durerà la mostra in fattoria. Allora Le mostre. l'8 maggio fino al 13 maggio. Ok, e poi avete da pochissimo presentato un'altra bella iniziativa, che è il secondo corso escursionismo base E1, organizzato dal CAI di Rovigo, giusto, e di Lendinara, Esatto. che si svolgerà proprio tra aprile e giugno. Ecco, quali sono gli obiettivi di questo corso, e se ci si può ancora iscrivere, insomma, e come? Allora si può sicuramente iscrivere, anche se la prima lezione la faremo venerdì sera, iniziamo il corso proprio venerdì sera. Quindi accorrete ad iscrivervi al CAI. È una cosa molto semplice, ma vuole essere anche pratica, perché appunto è formata questo corso da delle lezioni in presenza in sezione, e poi abbiamo delle uscite, di cui 4, di cui una di 2 giorni che la faremo col pernotto in rifugio. Ok. È la prova del fuoco, il pernotto in rifugio, ve lo dico, e voi ascoltatori ve lo dico. E quindi insomma questo corso ha lo scopo direi importante, perché non fa altro che dare quei primi rudimenti, chiamiamoli così, l'ABC, no? Sì. È come alla scuola elementare praticamente della montagna, e quindi vuole dare conoscere, far imparare, far capire insomma come trasmettere una sorta di consapevolezza nello svolgimento di piccole escursioni. Per esempio, non so, senti parlare di un rifugio, no? E allora dici: ma mi hanno detto che il tal rifugio è bello, che si arriva, sì, ma dov'è, come si fa a arrivarci, qual è la strada, l'equipaggiamento, trovo da parcheggiare, sì. cosa metto nello zaino, cioè quelle cose proprio semplici, basiche, sì, che però danno un sapore diverso, cioè tanto ti fa sentire anche più sicuro, perché te la Sì. crei tu a tavolino e poi la fai. E poi fare questi corsi per me ha veramente qualcosa di importante, perché lo dicevo anche ultimamente nella ultima editoriale che ho scritto per i soci, che praticamente se noi guardiamo i dati relativi al 2022 di tutti i vari soccorsi che sono stati fatti dal Club Alpino Italiano, risulta soltanto una piccola percentuale che sono soci CAI, e il resto invece non lo è. E questo c'è stato come un boom praticamente del stare all'aria aperta, dopo non so, forse per il Covid, esatto. eccetera. Quindi molto probabilmente le persone vanno ma non sono preparate. Non sono ben attrezzate, cioè non si può, non sanno neanche come attrezzarsi, esatto. Quindi vedendo anche questi dati mi sono resa conto allora che bene o male quello che facciamo è comunque qualcosa di qualità, qualcosa che comunque dà una consapevolezza alle persone, e quindi cominciamo con l'escursionismo base. Con i primi rudimenti, e poi pian piano, adesso poi tra l'altro anche la scuola di alpinismo ha iniziato il loro corso, addirittura quest'anno oltre al corso alpinismo base, diciamo A1 si chiama, c'è anche quello più avanzato che è la 2, perché ci sono stati i ragazzi dell'anno scorso che hanno fatto questa bellissima esperienza, e quindi vogliono crescere, vogliono imparare, quindi è bello, proseguire. Esatto, è bello anche questa cosa, Certo, hanno creato proprio un bel gruppo, tanto entusiasmo. E poi quest'anno anche in maniera particolare faremo anche un corso di arrampicata, perché abbiamo un socio, un istruttore che appunto ha preso questo nuovo attestato. Non sono io, ottobre. ha guardato me, ma non sono io, non sono io, perché Roberto pensa che io sia il supereroe.
che insomma ha preso questo attestato e quindi praticamente faremo anche per la prima volta il corso dell'arrampicata. Molto bene, bello. Ecco, sì, ci sono anche altre cose, perché poi la sezione CAI, da quando si è spostata, che adesso ha un po' più spazio, esatto. So che i martedì di maggio ci sono un sacco di cose. Si parte subito con il 2 maggio, se non ricordo infatti, male. Abbiamo pensato, appunto, visto che ho tanto desiderato, era un sogno del cassetto, cioè io non sono poi tanti anni, cioè è una ventina d'anni che vado in sezione, no? Però sempre quell'ambiente era sempre, non potevi mai spostarti, creare un po' quella limitativo, quella piccolino, era piccolino. Ecco, invece adesso insomma che abbiamo fatto questo salto di qualità, perché sinceramente adesso abbiamo questo spazio che possiamo usufruire e lascio veramente le porte aperte a qualsiasi iniziativa che si voglia fare. E ho pensato di invitare un ragazzo che appunto verrà a parlarci delle orchidee dei Colli Euganei. Questa cosa, anche a volte nascono le cose sempre in maniera un po' spontanea, semplicemente. Perché da quest'anno abbiamo in gestione uno dei sentieri dei Colli Euganei. È vero, questo è da dire. Sono stata a parlare con l'ente parco e siccome che noi non abbiamo, cioè tutte le sezioni di montagna hanno i sentieri da curare, noi non abbiamo nessun sentiero. Perché non abbiamo la montagna? Perché non abbiamo la montagna. Infatti. E quindi siccome ho sentito l'esperienza anche del CAI di Este, Sì, che appunto hanno in gestione dei sentieri, allora dico, ma perché non proviarci anche noi? E quindi insomma abbiamo fatto un accordo che per 3 anni ci cureremo noi di questo sentiero Cecilia, che è il sentiero numero 8. E facendo un paio di perlustrazioni e di sopralluoghi, appunto per vedere un po' la situazione, quindi con calma ti guardi in giro, vedi, anche perché vorremmo sfruttare anche questo sentiero, non so, anche per dare informazioni o per le scuole. Adesso insomma bello. Adesso vediamo come organizzarci. Siamo work in progress, non so se si è capito. Esatto. E ho visto che c'erano delle orchidee e quindi da lì ho detto, ma perché non invitare qualcuno che ne sa qualcosa, che ci sappia spiegare, che ci sappia... Che bello. Allora questo ragazzo che si chiama Dario Bacchin, bravissima, vero? ecco, Bacchin, proprio lui, Dario sì. Bacchin. Che ha scritto anche un capitolo che riguarda su un testo del Veneto che riguarda appunto queste orchidee, e l'ho invitato, ho detto senti, vieni a raccontarci un po' e descrivere un po' questi certo. fiori così particolari, spontanei dei Colli Euganei, in maniera tale che se anche noi soci andiamo magari a fare 4 passi, dici, perché dico vabbè, soprattutto andiamo sui colli ne siamo a volte comodi. in primavera, no? E vedi queste fioriture almeno le sai cogliere, perché insomma hanno un valore inestimabile, sono comunque protette, quindi è giusto anche imparare a riconoscerle. Ricordiamo che i fiori non si raccolgono, vero no, Lidia? Assolutamente, Ok. anche Regola perché fondamentale, Perché a me è capitato girare nei colli e trovare signori e signore con fasci di fiori che in realtà non potrebbero raccogliere. Beh, ci sono delle specie di orchidee, per esempio ce n'è una, la scarpetta della Madonna, che ha una conformazione molto particolare, che è stupenda. Dal momento che c'è che insorge la fioritura, la pianta, fino al momento della fioritura, 15 anni servono. Urca! Quindi pensate anche quando questa fiorisce, cioè vedi veramente, infatti è un fiore straprotetto, perché appunto ha questo valore che è inestimabile. Ma pensa, io pensavo che l'aloe fiorisce dopo 7 anni, capito? Forse Pensavo non fosse ecco, tanta roba, invece no. Pensa, c'è questa orchidea. Cioè, ma veramente. Bene, ricordiamo al pubblico quando sarà questa serata dedicata alle orchidee. È il 2 maggio, il 2 maggio alle 21 in sessione sede CAI, che è in via Giordano Bruno numero 15. Perfetto, così l'abbiamo ricordato un'altra volta, insomma. Ecco, come fare per stare aggiornati? Dacci contatti, Lidia. Allora, l'importante è seguirci sulla nostra pagina Facebook
aggiornatissima, che cerchiamo sempre comunque di renderla attiva sia su quello che sono gli eventi futuri ma anche quello che facciamo. Siamo appena reduci ieri dalla costiera amalfitana, ho visto che abbiamo fatto un trek di 4 giorni meraviglioso. È stato qua diluviava, veramente... no? Loro hanno trovato sole. No, qua diluviava, no, grandine. Nel posto giusto al momento giusto. Allora, Esatto. abbiamo preso pioggia anche noi, ecco, stranamente, vedi? un giorno, però ne valsa la pena, ci sono dei paesaggi che è una cosa Stupendi. strepitosa. E comunque, insomma, ritornando a noi, quindi scriviamo sia quello, pubblichiamo quello che facciamo, ma anche quello che sono le nostre uscite future, insomma, certo. i nostri cose. In più, tra l'altro, ci si può scrivere andando sul sito Cairo Vigo, a fondo pagina, si può iscrivere alla newsletter lasciando giù i dati che vengono richiesti, classici, e quindi mensilmente di solito del fine del mese viene inviata a tutti i soci o chi desidera, chi si iscrive, certo. tutto il programma mensile di quello che facciamo, sia a livello, non so, di serate, di corsi, di eventi, e anche la nostra attività, i nostri programmi, insomma, che abbiamo messo in programma nel 2023. E la segreteria è aperta 2 giorni a settimana. Esatto, vero? La segreteria è aperta al mercoledì dalle 18:30 alle 19:30, oppure il giovedì sera dalle 21:15 alle 22:30. E qui si può venire a chiedere informazioni Certo. sulle uscite, sui corsi, certo. eccetera, eccetera. Certo. Ottimo. Va bene. Bene, Lidia, ti ringraziamo di essere stata ospite. È stato un qui in piacere, radio, mi e fa ti diamo sempre... appuntamento per una prossima occasione. Certo. Insomma, prenotata già da ora. Prenotata. Ok, Va vi bene. ringrazio. Grazie, Lidia. Saluto. Buona serata a tutti. Alla prossima. Noi facciamo una pausa musicale, poi ci ritroviamo qui per la seconda parte della puntata. A tra poco. Tra poco. Eccoci qua, allora seconda parte Adesso siamo della nostra vicini. puntata, esatto, per questa inquadratura Nuova, direi. nuova per Non è mai questa- successa questa inquadratura nei No, vedi, 200 anni in cui una siamo novità, una Ponte novità. Radio. Ogni tanto introduciamo qualche, più o meno volontariamente O involontariamente. o involontariamente ci tocca introdurre qualche novità, vabbè, insomma, un qualcosa di diverso anche per chi ci segue da YouTube, anzi Certo. iscrivetevi al canale, che è sempre buona cosa, ci fa sempre piacere, mettete la campanella così restate aggiornati anche sulle nuove puntate, che comunque con cadenza più o meno settimanale vengono aggiornate. Volevo ricordare in primis questo appuntamento, Voci di Speranza, metti in circolo il tuo amore, concerto testimonianza dei gruppi musicali Mezzogiorno di Coro di Lendinara e Fatà. Franciscan Band si esibiranno il giorno 6 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Ballarin di Lendinara. L'ingresso è libero, però è un'iniziativa molto importante che vede la collaborazione anche del Rotary Club. Parteciperanno anche gli studenti della scuola primaria Baccari di Lendinara, e serve per sostenere e dare così sostegno, insomma, al progetto di Fra Luca Santato, che come sappiamo è un missionario cappuccino che opera in Mozambico e sta veramente facendo delle grandi ottime cose, e per essere a lui di supporto c'è questa serata evento, appunto. Quindi sarà, partecipate, l'hai detto quando è 6 maggio? 6 maggio alle ore 20:45 al Teatro Ballarin di Lendinara. Molto bene. E poi maggio ormai alle porte, e sarà al centro un'iniziativa Maggio Mese della Fotografia, promossa dal Circolo Culturale Arti Decorative in Piazzetta Nonaria. Durante tutto il mese di maggio, e partirà in realtà dal 29 di aprile, arriverà fino al 6 giugno, nelle sale del circolo si alterneranno 7 fotografi amatoriali, tutti soci del circolo. Vari fotografi, parte subito Dario Barin con una si partirà col fotografo di grande esperienza, appunto Dario Barin, sì. e con una collettiva di 2 socie che sono Daniela Viarigi, sì, con le luci e i colori, e insieme a Roberta Siviero con Fotograficamente. Sì, è un gioco di parole. Esatto. Poi ci sarà Marzia Venatelli, sì, che presenterà bene, anche attrice Murales, di teatro. sì, fotografa, attrice di teatro,
Roberto Bottari si sì. cimenterà invece con Floral Art in segno iperrealista, e poi concluderà l'acquerellista Carlo Campi, che è conosciuto perché spesso Rodigino, fantastico, molto molto bello, con una sua nuova prova fotografica dal titolo Espressioni. Anzi, non è l'ultimo ma il penultimo, perché chiude Francesco Pulga, che presenterà una sua originale mostra dal titolo Raccontare per immagini finestre sul mondo. Lui è un viaggiatore, è stato recentemente anche, quando abbiamo fatto la collettiva, in Villa Badoera esposto. E ricordo questo appuntamento di Musiche 2023, 12ª edizione, venerdì 28 aprile alle ore 21, presso la chiesa della Rotonda di Rovigo. Ne avevamo già parlato, accennato. Si esibiranno gli ottoni della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Invece tornando a Lendinara, sempre il 28 aprile alle ore 20, cena con delitto a Palazzo Malmignati. Comunque tutti gli appuntamenti si possono seguire sul sito di Palazzo Malmignati di Lendinara, ecco, con la compagnia teatrale Briciole d'Arte di Canaro APS, che appunto presenta Omicidio in crociera. Cena con delitto è una rappresentazione teatrale che si svolge tra diverse portate della cena. Ne hai fatte tu, Manola? No, non ancora, non ho fatto cene con delitto e non le ho neanche vissute come spettatrice, non ancora. Briciole d'Arte sono bravissimi nelle cene con delitto, quindi andate a vederli. Aria di primavera in città 2023, altre date le 4 domeniche di maggio dal 7 fino al 28, ci saranno ovviamente saranno dedicate all'appunto primavera in città. Si parte col 7 maggio a Regola d'Arte a San Bellino, Rovigo, con una visita dedicata alla scoperta della vetreria d'arte Tomanin e a contatto con le eleganti creazioni dei maestri vetrai. È meravigliosa, dura 3 ore, perché il maestro Tomanin è uno dei più conosciuti anche a livello internazionale. Concludo con questo appuntamento a Lendinara, nel territorio appunto attorno a Lendinara. Il lunedì 1 maggio, tempo permettendo, si svolgerà dalle ore 8:30 una biciclettata nel territorio del rastrellamento nazifascista del 13-14 ottobre 1944. Il percorso è facile, di 25 km con varie tappe scortate da motociclisti. Ecco, il percorso inizierà dal palazzetto dello sport di Lendinara. Comunque tutte le informazioni si possono trovare sul sito del comune di Lendinara. Ricordiamo gli eventi di cui ci ha parlato prima, nella prima parte della nostra puntata, la presidente della sezione CAE di Rovigo Lidia Fabbri. C'è una duplice mostra con presentazione poi di un libro e giochi per i bambini che saranno al centro commerciale La Fattoria dall'8 al 13 maggio, in cui potrete vedere queste 2 mostre dedicate alle presenze silenziose e poi alla montagna veneta come territorio lacerato. Poi ci sono altri eventi di cui parlava Lidia, ed è il 2 maggio che in sezione CAI e alle 21 ci sarà un Dario Bacchin con una serata dedicata alle orchidee spontanee dei Colli Euganei. Perfetto, noi vi ringraziamo dell'ascolto, e da Roberto Giannese, da Manola Borgato, un cordiale saluto, a risentirci. Ciao! Ciao.